una visione, ma dove capitai? Ma sei un paradiso? Sono un paradiso, un angelo! Un angelo! Ma dove sei che siamo capitati? Dove sei che siamo qua? Che paradiso sei questo qua? Il mio piccolo paradiso. Villa Aldegheri in Val di Lasi. So senza parole. Villa Aldegheri è questo piccolo relais nato come casa di famiglia, ristrutturato per essere la nostra casa e poi trasformato grazie ai visitatori che nel primo anno mi riempivano la casa e mi hanno dato l'idea di fare dell'accoglienza professionalmente. E così ci siamo trasformati in una location di accoglienza. E abbiamo alcune camere, poche perché ne abbiamo solo 6, facciamo una colazione interessante per i nostri ospiti, all'interno o all'esterno possibilmente con il tempo, e pranzi e cene dipendentemente dalle richieste su prenotazione. E ora viaggio grazie agli ospiti che mi rendono visita e che portano la loro unicità in questo posto e creano, penso, anche un vivere più interessante in questa valle che è molto bella, piena di vigneti. Questo una volta era anche un vigneto, ma che ha bisogno di essere conosciuta. Facciamo anche altre cose del genere, come in questo momento sta succedendo, delle degustazioni di vino con i produttori e i consorzi della zona. Diciamo che questa formula che il mio formato, che si chiama Speed Tasting, dà la possibilità all'importatore di venire soprattutto sul territorio, di incontrarsi one to one, uno a uno con il produttore, poter in poco tempo avere una visione globale, diciamo, della produzione, avendo incontrato diversi produttori, poi scegliere 2 o 3 produttori che vuole andare a visitare, e questo diventa, diciamo, una possibilità completa per approcciare, per conoscere meglio il vino del Soave. Stiamo preparando per la degustazione alcuni prodotti tipici della nostra zona, quali il prosciutto crudo, il culatello, il lardo, che è sempre, secondo la nostra tradizione, conservato con una selatura particolare, con delle erbe particolari. Il lardo è sempre stato un prodotto tipico anche delle nostre zone, perché era il grasso che si conservava per tutto l'anno, e solamente che ha la particolarità di essere sempre stato salato a secco e quindi non messo in salamoia come in altre zone, e poi naturalmente con l'aggiunta delle erbe aromatiche che ci sono tipiche della nostra zona, tipo il rosmarino, l'alloro e particolarmente l'aglio. Oggi in degustazione abbiamo preparato sia la polenta con i peperoni, e abbiamo fatto un roast beef di Solana, che è questo, e abbiamo in degustazione anche del formaggio d'allevo, che è 6 mesi di stagionatura solo del peggio, e insieme con la polenta abbiamo fatto anche il stracotto d'asino che abbiamo qua nella pentola. Il stracotto d'asino è solo muscolo di asino, diciamo, dobbiamo fare 12 ore di cottura, e praticamente è un po' una ricetta della nostra tradizione, perché veniva fatta una volta perché è una carne povera, invece adesso è andato un po' in auge perché è una carne molto saporita che si atteggia a fare questo. La polenta che abbiamo messo è la nostra, che è una polenta pamata mista del posto. Grande promozione, grande soddisfazione. Oggi con un metodo nuovo di contatto con questi importatori abbiamo trovato grande soddisfazione e grande interesse. E per la strada troviamo anche delle giovani affascinanti guide turistiche che vanno in bicicletta. Verona Autoctona nasce con la volontà di unire quello che è il turismo enogastronomico del territorio dell'est veronese anche con un turismo culturale. Quindi chi viene nel nostro territorio può assaggiare i prodotti tipici locali, le bontà, e anche apprezzare le bellezze del territorio grazie a noi che li accompagneremo chiese, ville a visitare quello che è il nostro territorio.
modo diverso per passarla in compagnia, in modo piacevole, a ritmi comunque slow e quindi insomma alla portata di tutti e appunto un po' con l'idea di riscoprire insomma questo bel territorio che abbiamo. Che vai in bici! Che giro te che fa sì? Andiamo in discesa! Con questo sole bello pedalare, ma c'è da sudare! Come Cantina di Soave una decina di anni fa abbiamo realizzato questa cantina Rocca Sveva, che è, oltre che centro di eccellenza per tutte le nostre produzioni, anche una struttura aperta che sa accogliere i turisti che durante l'anno vogliono recarsi nelle nostre cantine. Troveranno sempre ospitalità, la cantina visitabile, le nostre grotte visitabili e qualcuno soprattutto che li sappia spiegare i vini, i nostri ottimi vini che facciamo qua a Rocca Sveva. Il vino per fortuna è bevanda sì, ma è soprattutto cultura, storia, tradizione. E noi cerchiamo di mettere assieme tutto questo a un pubblico che è il pubblico e il consumatore dell'oggi e del domani, quindi troviamo tanta curiosità un pochino in modo trasversale dal professionista ormai affermato al giovane universitario che avvicina il vino come momento di approfondimento di quello che è il prodotto della nostra cultura. Sono tedesca e credo che il Soave sia un vino molto bravo, mi piace tanto. Abbiamo visto la cantina di Soave, abbiamo visto tantissimo vino, abbiamo provato un po' di vino e abbiamo anche insegnato come si beve un buon vino e da dove possiamo decidere che c'è veramente un vino vero di Soave. Cibo prelibato e ospitalità soave e gli stranieri si innamorano. La struttura che vedete è una struttura ancora censita nel catasto napoleonico, una struttura che ha quindi dei secoli, erano praticamente le case dei nonni, dei bisnonni dei nostri avi. Noi siamo all'8ª generazione, adesso subentreranno i nostri figli a condurre l'azienda e anche l'agriturismo. È una struttura che abbiamo recuperato con tanto amore, tanta passione, perché stiamo vedendo che la domanda del turista non è più quella di una volta, mari, monti, ma praticamente è una domanda un po' più evoluta, è una domanda che più riguarda l'enogastronomia, il territorio, i paesaggi, la cultura, quant'altro, cose che noi insomma non siamo secondi a nessuno. Praticamente stiamo vedendo giorno per giorno una riscoperta di quello che è tutta la nostra fascia collinare della Pedemontana e quindi noi ci crediamo e andiamo avanti insomma con il meglio possibile. Nel nostro agriturismo presentiamo i prodotti tipici del territorio di Verona. Cominciamo dai nostri salumi, che sono prodotti da noi, nella nostra azienda agricola, cominciando dallo speck, dalla pancetta classica, al prosciutto e alla soppressa classica di Verona. La nostra cucina propone sempre piatti stagionali. In questo momento abbiamo piatti autunnali, un antipasto a base di sugoli di vino, mosto di vino con zucca, un primo piatto a base di farine castagne, monteveronese e tartufo, e il classico veronese bollito misto con la pera. I dolci sono fatti in casa. Attualmente troviamo il dolce all'uva e il dolce all'erba madre, da abbinare sempre insieme al ricciotto di Soave.
paese viene diviso in 13 contrade, il sabato sera c'è la serata enogastronomica Veci Magnari, Veci Mistieri in Bon, che propone i piatti tipici della tradizione contadina abbinati ai vini locali. La domenica pomeriggio la galoppata d'orso d'asino e chi vince il palio dovrà far da mangiare una cena per tutte le contrade di Tarossa. E la caccia alla mongolfiera continua. E bere, si mangia e si beve. Insomma, Tosi, che avevo capito che da qualsiasi parte che te vaghi in ogni canton, che c'è qualcosa di buon e di bello, perché questo è il Veneto, tra terra e cielo. Sì.